In un momento difficile per l'economia e l'editoria ad Agrigento arriva la sfida di chi vuole pensare in grande. Il libraio Alessandro Accurso Tagano, titolare della celebre mercante di libri in via Atenea, ha creato una propria casa editrice che è già sul mercato con una sua pubblicazione e adesso è al lavoro su nuovi titoli di autori locali. L'Accurso Tagano Editore ha già editato proprio nei giorni drammatici della diffusione di Covid-19 il libro Abbecedario della satira agrigentina, che raccoglie una tavola per ogni lettera dell'alfabeto realizzata da Alfonso Cartanellica, autore della celebre pagina social Satira Agrigentina, disponibile presso la libreria Il Mercante dei Libri. A luglio la mia libreria compie 5 anni, tra alti e bassi, visto anche la città dove abitiamo e dove ho la libreria, siamo riusciti ad andare avanti. Questo comunque mi ha spinto e mi ha portato a cercare di allargare un poco questa attività. Di solito le librerie hanno due possibilità. Una di allargarsi fisicamente e diventare un caffè letterario, mentre la seconda opportunità era allargarsi dal punto di vista manageriale. Ho preso questa seconda strada, ho fatto questa scelta e l'ho fatta creando una casa editrice tutta mia. Il mio obiettivo è di iniziare a pubblicare dei libri di autori agrigentini che abbiano un certo appeal verso il territorio. Già un libro, pur essendo in questa situazione di quarantena forzata, uso questo termine magari un pochettino troppo magari improprio, ecco, è uscito, che è l'Abbecedario di satira agrigentina del grandissimo Alfonso Cartanelica. Tra qualche settimana uscirà la seconda pubblicazione della mia casa editrice, che è una pubblicazione completamente diversa, è un romanzo, è un giallo, del dottore Renato Schembri. Lui ha già pubblicato con altre case editrici molto più grandi della mia un giallo, e però vista anche l'amicizia, vista anche la volontà che voleva far uscire questo libro qui nel territorio anche agrigentino e dare anche una possibilità alla mia piccola casa editrice di poter pubblicare un genere diverso da Abbecedario di satira agrigentina, Renato aveva questo racconto nel cassetto e l'ha messo, diciamo, a mia disposizione. Voglio dire grazie dell'accoglienza di questi primi libri, e se veramente l'accogliete uno per ogni famiglia ad Agrigento, potete fare una cosa gradita sia alla casa editrice ma anche agli autori che hanno avuto il coraggio di mettersi in gioco.